Buongiorno a tutti, oggi siamo in campo visiteremo esattamente tre aziende agricole, tre importanti aziende agricole. La prima siamo in Basso Polesine assieme al responsabile l'amico Mantovani Paolo. Valuteremo e visiteremo una varietà entrata, io uso spesso e volentieri asserire, entrata nella scuderia della produttori sementi polesani. Bene, questa varietà è il Pilier, è una varietà della Florimond des Prés, una varietà molto importante, pianta molto resistente all'allettamento come potete vedere. Pensate che venendo qui nell'azienda Gorino Sullam, per strada abbiamo visto tantissimi grani allettati. Bene, qui non c'è una pianta allettata, quindi molto resistente all'allettamento, anche se in quest'area c'è stato parecchio vento, e quindi ci aspettiamo anche una produzione decisamente importante da questa varietà, il Pilier. Io adesso ho anche l'onore di avere con noi il responsabile nazionale della Florimond des Prés, l'amico Azzi Massimiliano, il quale ci dirà anche due parole dal punto di vista tecnico della varietà. Grazie, ringrazio Arnaldo Bovolenta con la Produttori Sementi Polesani che hanno deciso di fatto di diventare dei nostri collaboratori. Permettimi di dire due parole sul gruppo Florimond des Prés. Florimond des Prés è un'azienda leader per quanto riguarda le sementi da barbabietola da zucchero, ma non è da meno per quanto riguarda la produzione di sementi di cereali. È una famiglia che è arrivata alla quinta generazione, è una multinazionale francese che è stata fondata nei primi anni dell'Ottocento. Sin da subito hanno lavorato nella ricerca per trovare nuove varietà e Pilier è frutto di questa ricerca. Come anticipato prima Arnaldo, è una varietà che balza l'occhio per la sanità di pianta, tant'è che è particolarmente resistente alle ruggini brune e grazie anche alla taglia ma alla morfologia del culmo resiste molto bene agli allettamenti. Ha una buona tolleranza alla cecidomia e resiste anche al colotharum. Abbiamo con noi questa mattina, e lo ringraziamo, l'amico Paolo Mantovani, responsabile dell'azienda agricola Gorino Sullam, il quale vorremmo capire da alcune cose. Paolo, con quanti chili sei andato per ettaro? L'investimento di quest'anno è stato sui 220 kg, però questo terreno viene da soia e abbiamo visto che la varietà per il piede e tutto quanto probabilmente sopporta anche investimenti superiori. Come da programma siamo nella seconda realtà aziendale che abbiamo premesso, siamo nell'azienda agricola Silimbani, abbiamo con noi anche abbiamo l'onore di avere con noi anche la proprietà e l'amico Silimbani Romano, e stiamo valutando e visitando questa splendida varietà che è ancora il Pilier, come potete ben vedere, e secondo me in questo caso, anche se è stata una varietà che in questo areale è stata sotto stress fino a poco tempo fa, è una varietà magnifica, una varietà bella, veramente nel vero senso della parola. Stiamo parlando di un panificabile mutico, vedete privo di ariste appunto, è un panificabile altamente produttivo e per la sanità di pianta è sicuramente adatto ad un discorso di filiera, ma come anticipava prima Arnaldo, ha eccellenti qualità molitorie e quindi in un discorso di filiera può avere un interessante riscontro, soprattutto il fatto che abbia questa particolare resistenza alle malattie fungine, la ruggine bruna in particolare, permette di avere anche un basso impatto ambientale nella coltivazione di questa varietà. Comunque, a proposito del Pilier, volevo far notare una cosa, che dal 15 di gennaio fino a pochi giorni fa sono venute 45 mm in tutto, però come si vede ha resistito bene allo stress, la pianta è sana, come vedete non ha malattie, la spiga è una bellissima spiga, sia quella un po' più matura che quella più indietro, e quindi spero in un buon raccolto.
Conclusione del nostro tour mattutino, siamo nell'azienda agricola Eredi Gagliardo, abbiamo anche l'onore di avere con noi questa mattina la responsabile e proprietaria Chiara Dossi e siamo venuti ad ammirare, come nel programma, il Pilier, la varietà Pilier. Anche in questo caso abbiamo usato una nutrizione liquida e secondo me ha giocato un ruolo molto importante. E come potete ben vedere è anche qui in questo caso una varietà molto sana, una varietà che è anche garanzia di produttività. Io sono la titolare dell'azienda, mi chiamo Chiara Dossi e posso dire semplicemente che per quanto riguarda le aziende agricole è fondamentale oramai in questo tempo prendere parte ai contratti di filiera. In questo caso quello che è stato proposto dalla Carta del Mulino ci soddisfa particolarmente sia perché la varietà del grano che ci viene proposto risulta particolarmente performante, per cui senz'altro l'azienda agricola ha dei vantaggi sia in termini di varietà e di produttività, ma anche in termini di qualità finale del prodotto. Devo ringraziare in particolar modo la produttori sementi polesani che ci ha permesso di entrare a far parte di questo contratto, di questa nuova filiera che è la Carta del Mulino, e devo anche ringraziare in special modo, non è qua con noi, ma l'operaio di questa azienda che si prodiga veramente al massimo per far sì che il prodotto finale sia eccellente. Mirko Sguotti. Quindi senz'altro sono contenta di questo percorso e potendo, insomma, lo ripeterò. Ringrazio la produttore sementi polesani Arnaldo e soprattutto ringraziamo anche le aziende che hanno deciso di accompagnarci in questo percorso, per noi fondamentale. Parliamo un attimo di questa varietà. Pilier è un panificabile mutico, come potete vedere, e come anticipato prima Arnaldo è presente nella Carta del Mulino di Barilla ed è potuto, diciamo così, approdare in questo importante disciplinare perché fondamentalmente è una pianta molto sana, ma ha delle caratteristiche molitorie che lo contraddistinguono. È una varietà che presenta diverse resistenze, ha una buona resistenza per esempio alle ruggini brune, ha una tolleranza al clorothalluron, quindi si presta bene anche per diverse strategie di diserbo, ed è resistente anche alle cecidomia. È veramente un prodotto d'eccellenza e siamo ben felici di aver iniziato questa collaborazione con la produttore sementi polesani, ma soprattutto anche con le aziende che hanno deciso di seguire la produttore sementi polesani in questo loro prodotto. Grazie. Io volevo ringraziare le varie aziende, l'azienda Gorino Sullam, l'azienda Silimbani e l'azienda agricola Eredi Gagliardo, rappresentata qui, come dicevo, dalla proprietaria Chiara Dossi, ma in particolar modo volevo anche ringraziare Florimond Desprez nella persona e nell'amico Azzi Massimiliano, il quale ci ha accompagnato e ci ha effettivamente consigliato e messo a disposizione una varietà molto importante dove produttori sementi polesani già nel prossimo anno farà molto affidamento. Considerate anche che Pilier è inserito in un'importante filiera quale la Carta del Mulino Barilla, e quindi noi facciamo molto affidamento su questa varietà. Grazie per la vostra attenzione.